Giovedì 21 c'è stato il compleanno, i 90 anni della regina Elisabetta, pochissimi gli invitati italiani, ma l'Anella non poteva mancare. E ci colleghiamo allora con Londra. Nella! Tu hai visto da dove facciamo sto giro? Salone delle feste, mamma mia. God save the Nella, ragazzi. God save the Nella. Ah, guarda, ne sono goduti, guarda, le sta veramente una roba. Mi è venuta la pelle d'oca, guarda. Cosa gli hai regalato? Perché insomma è un regalo importante. Un regalone, cioè i 90 anni della regina. Forse eri l'unica italiana. Aspetta un attimo che metto con te, va, perché mi ha detto. Metto con perché qua te sei. E le fa boh. Non è mia come il carcadè che mi fa il giro, sto qua è buono. Ma allora voleva regalare il bimbi, no? Perché, però dopo la casa è tutto in casa, no? Dico, non si fa. O voleva regalare anche il servizio dei tassini, ma lì ti spendi il patrimonio, per regalarlo da 68 era. Allora ho fatto la busta, ho detto tutte quelle che tu. Pensa Gigi che se scriviamo su WhatsApp, perché se scriviamo su WhatsApp allora vi lasciamo Big Babio, no, la vecchia Babiona, e quando torniamo in giro con l'altra, la Camilla, facciamo De Gonella, cavallo De Gonella, no? Senti, non voglio. E la segreterina mi manda tutte le faccine che le ride. Insomma, usa WhatsApp, insomma. Dai. Sì, la mi manda ogni tanto, c'è la festa della donna, magari la mi manda, c'è quei muscolosi, good morning, essere un bel. La festa le sta. Gara di tutto, gara i vulevant, gara. L'ha fatto il risotto con i sparasi, no? Arrivare direttamente dalla Mamrotta. Sì, che piace il risotto con i spari, perché la dice che quando la va a spandare acqua la sente, perché sai che sa che l'odore che cosa i reni, no? Perché prima la toglieva la soluzione Shun e dopo gara di tutto, tartine, dopo gara da besso, magari un po' di vino, la spuma, perché ha fatto il rosbi, del secondo gara rosbi, affettati, e di torta l'ha fatto la zuppa inglese, non è che potete fare tanto di diverso. Moscato, un moscatino, e dopo via lei, gara karaoke, siccome la canta, la cantava le canzoni dei Sex Pistols, God Save the Queen la cantava, bello, dopo i balli del gruppo, le brave. È stato un gran compleanno, sì. Sì, poi le candeline? La torta con le candeline? No, che mi arriva a 90. Gara Carlo che suppiava di Drio. Dai, suppia. E col telefonino le riprendeva, te dice che lavoro. E la me ciappa di fianco, la me fa. I am old, sono vecchia. Ma che vecchia? Ho detto, lamenti. Perché gli ha fatto i francobolli, era? Hai visto, per 90 anni ha fatto le foto, ha fatto tutti i francobolli, insomma per i 90 anni, se te lamenti, a 90 anni e ognuno che manda la cartolina ti dà una leccata. E dopo hanno tagliato anche la cravatta, sentite. Il gatto ha la cravatta al babbione perché gli ha tirato su skate, no? Allora ha detto, dai che è il taglio della cravatta, tira su 4 palanche e lì insomma dopo l'ha messa, questa la lotteria, la tombola, hai mai fatto la tombola, ma ne gana anche i cosi che ho dato i fasoi era. E adesso settimana che viene la ven qua, facciamo la riunione della Just. Bene, complimenti, un applauso grande, Beppe Bifido.
Senti, Dimmi bello, dimmi. hai avuto modo di incontrarla, la regina? Avete parlato? Sì, siamo andati a fare una girata, siamo andati ai giardini. Era qua, era qua che meglio c'è. Lei così era, era qua che si mangiava i galetti. Era qua, lo rimaia, si ciuccia i denti, dice che lavora. Era là qua. Dicevi che sta bene, sta molto bene. Allora, per avere 90 anni, basta. Io la gale sommagagnetta era per quella, perché era, per esempio la soffre di insonnia, sì, caro, la fa fatica a dormire. Come fa la che dico, riesco a dormire? Con la purga, la dice. Come la purga? Dico, come la purga? Dico, funziona? No, la dice, ma manco con qualcosa da fare. Mi raccomando, però era mai torna purga il sonnifero la stessa sera, era tutta cosa di niente, te svegli, insomma, mi ha tanto bene. Pensa che l'ho accompagnata al dottore, ma non era mia il suo dottore, era il prostituto, no? E voleva farla operare al tunnel carpaccio, l'ho portata a fare l'analisi del sangue, pensa, non la ga neanche un asterisco, complimenti signora cosa, perché la va alla mutua, la fa tutto quanto a sottrafila, ha il numeretto, non la vuole fare. Fa sconto a nessuno, fa come tutti i suoi sudditi. Complimenti che fa, non la gagna neanche un asterisco, la gà le analisi di una quarantenne. Ha detto, sì, mi tengo bene, bene, se, regina Sua Altezza, come andiamo di corpo? La domanda. E l'ha detto, sono un orologio svizzero, ha detto, ogni mattina alle 8 in punto vado di corpo. Bene, ha detto, se la mente sì, l'ha detto, mi sveglio alle 9. Vabbè.